Ciao a tutti Piederoli, eccoci qui ad un nuovo capitolo della campagna di Fall of the Samurai, anche perché visto che comunque me l'avete richiesta in molti, vado avanti un pochettino, nel senso vado avanti un po' più spedito. Praticamente eravamo rimasti nelle scorse puntate e stavamo cercando, prima di fare l'avanzata come avevate scelto verso lo shogunato, verso la parte dello shogunato, di comunque assestare un attimo la situazione nelle mie retrovie, in modo tale da andare poi tranquilli senza dover tenere delle truppe, senza comunque aver paura di una riconquista da dietro dove c'è la mia capitale. Per cui adesso eravamo rimasti dallo scorso capitolo che stavamo per andare a conquistare un clan che era ostile, però ne ho un altro anche sempre confinante, quindi adesso vediamo che cosa succederà. Ok, eccoci qua. Allora, prima di passare all'attacco controlliamo che non ci sia qualche stronzone qua che mi si è preparato a venirmi ad attaccare la città, perché ovviamente col mio culo, ecco, infatti come dicevo, col mio culo succede sempre così. Oh. Praticamente cos'erano? Il clan alleato di quelli che sto attaccando. Vabbè. Togliamo la costruzione che sto facendo perché se me la conquistano praticamente è come se perdessi quei soldi e quindi facciamo un'altra cosa. Vediamo un po' cosa posso fare. Quasi quasi vado sull'economia. Sì dai, faccio questo. Aumento per non perdere un turno con le costruzioni. E intanto comincio a tornare indietro. Tanto questi rimanderò solamente di qualche turno. Direi che possiamo passare. Andiamo all'inevitabile. Ecco, fatti. Ta 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 ta. Eccoli qua. Con quel cappellino da pinocchietto del cacchio. Vabbè. Speriamo che rimangano dentro, almeno così gli faccio secco l'esercito. Perché se tenevo la costruzione, se lui mi conquistava la città andava perso. E perdevo i soldi praticamente. Vabbè, adesso però ho perso un pochettino cioè mi ha fatto un po' di danno questa cosa, perché ho perso qualche accordo commerciale. Intanto proviamo ad andare a riprendere. Gli prende come... anche quell'esercito là glielo prende come alleato, cioè come rinforzo. Vabbè, allora manteniamo un attimo l'assedio. Che se mi attaccano loro hanno... Tanto avviciniamoci anche con queste truppe. Uffa. E adesso vediamo lui cosa fa dopo. Vediamo poi se posso assassinargli qualcuno. Proviamo... questo. Ovviamente. Vabbè, fa comunque esperienza. Più che altro l'ho fatta per l'esperienza che per altro. Qui con questa navetta posso provare di prendere adesso. Quante navi ho qua? Due. Siamo praticamente 4 contro 1. Allora, cominciamo a avvicinarci. Ok. E attacchiamolo adesso. Così. Ale. Me la dà super in vantaggio. Ottimo. Salvo perché non si sa mai. Però me la dà super in vantaggio, non dovrei avere problemi. E vai, l'ho anche catturata. Questa era buona. C'era una nave con molti uomini e molti cannoni. Così almeno comincio ad avere anche una flotta che ha abbastanza corpo, insomma. 5 navette di cui 2 o 3 sono molto forti. Per essere inizio campagna, insomma. Torniamo però indietro nel porto, così la sistemo perché è un po' ridotta male. Qui intanto, visto che c'è praticamente un pochettino di tumulti, ho fatto una truppetta per sedare un po' le rivolte. E qua non posso fare nient'altro, adesso vediamo cosa fa con l'esercitino lì di sto clan del cacchio. Quindi direi che posso passare. Ok, ho finito la ricerca. Quella... Adesso un attimo, dopo vediamo qual è che è finita. Prima ho la testa tutta per riprendermi questa provincia. No, cioè è scappato l'altro esercito, quindi direi che la riconquisto veramente facilmente. Ok.
Non ho avuto praticamente perdite. Mi è salito anche il generale. Questo è buono. Occupazione pacifica. E mi dice che è salito il generale di grado. Perfetto. Mettiamo subito a posto la struttura, la fortezza, perché così mi aiuta a tenere a bada i rivoltosi. Rifacciamo un pochettino di accordi commerciali allora con i miei alleati. E dopo che avremo Ok, che loro accettano senza tanti problemi. È sempre un piacere vedere. Poi vediamo un pochettino. Proviamo a fare un accordo commerciale anche qua. Ah no, ma ce l'ho già. Quando avrete finito di parlare? Sì, va bene. A posto, si vede che l'altro clan che aveva tolto l'accordo commerciale era andato... l'hanno distrutto, insomma. Andiamo a vedere qui come è messa questa provincia qui. Intanto, vedere se si stanno avvicinando delle truppe. Perché adesso ho intenzione di andare ad attaccare quei rompicoglioni là. Allora, qui intanto torniamo nel mio porto. Vediamo quanto mi costa sistemarmi le navette. Abbastanza. Suppa. Vediamo un pochettino gli altri. 50. 74. Dai, faccio questa perché mi preme, dai. Rimetterla a posto. Che voglio avere un po' il dominio anche dei mari. Per evitare che mi blocchino i porti, che mi bombardino le città, eccetera, eccetera, eccetera. Passiamo intanto. Però forse prima è meglio guardare la ricerca, è vero, cavoli. Allora, ho finito quella della militare, insomma. Adesso intanto che aspetto che mi avanzi lo sviluppo, faccio vado avanti ancora con le ricerche militari e poi quando mi si svilupperà andrò su quelle civili di nuovo. Ok, passiamo. Oh, gli Oka mi chiedono un trattato di alleanza perché sono in guerra sia con me che con i miei alleati. Sì, la tua offerta fatta con onestà. Io te ne faccio una controfferta fatta sempre con onestà. E voglio 2000 se vuoi fare la pace. Beh, mi dispiace. Alleanza infranta. Aizu con gli Yosai. Vabbè, frega niente a me. Ho aumentato il livello di sviluppo. Buono. Così mi dovrebbe dare anche le gesta ispirate se non erro. Vediamo. E infatti mi dà le gesta ispirate. Che praticamente mi aumenta la ricchezza, insomma. L'economia mi migliora. Qui mi chiede dove andare avanti per dare praticamente un surplus di ricerca, se nel civile o nel militare. Adesso, visto che voglio andare avanti nel civile, direi che prendo il civile. Andiamo subito a vedere cosa mettere, visto che il militare lo metto poi in un secondo momento. Allora, questo mi dà più 1 una modernizzazione, mi aumentava comunque gli introiti. Questo invece mi dà più 10 alle relazioni diplomatiche e più 1 alla modernizzazione. Vado qua perché mi sembra più importante in questo momento. Allora, perché la diplomazia adesso è molto importante, voglio tenermi buoni i confini parati dietro, eccetera, e per poter poi conquistare come vi avevo promesso. Qui direi che posso andare ad attaccare, vediamo un pochettino come è messo. C'è nessuno. Allora togliamoci dalle balle questo clan che ha osato conquistarmi una provincia mentre io ero intento in altri affari. Direi che qui comunque ci sono stra in vantaggio. Tang, tang, tang. Ma perché non si sparano? Cioè qui è tutto fucili praticamente e vanno avanti con le katane ad attaccarsi. Ok, occupazione pacifica. Questo clan, sì, adesso intanto vi spiego, questo clan praticamente, a parte che mi dà 27, un bordello se lo saccheggio. Questo clan, essendo già dalla parte dell'imperatore, mi è più facile tenere a bada i rivoltosi. Cioè non devo aspettare tutta la trafila, perché se fosse stato dalla parte dello shogunato,
cosa sarebbe successo? Che oltre che tenere a bada i tumulti dovevo anche aspettare che maturasse comunque la convinzione della popolazione nel stare dalla parte dell'imperatore. Per cui direi che adesso qua aspetto un attimo che mi si metta a posto la fortezza, qualcuno posso già togliere, perché 6 truppe le tolgo. O aspetto, vabbè, aspettiamo un attimo. Allora, qui intanto veniamo giù con la mia navina per vedere un pochettino di esplorare, vedere come è messo questo clan qui. In modo tale da... perché adesso è il prossimo mio obiettivo, perché è l'ultimo mio nemico rimasto. Qui intanto torniamo con il mio Shishinishi per tenere un po' bada la popolazione qua, che ancora sta andando su, perché ancora questo qui non era dalla parte dell'imperatore, quindi lui mi aiuta comunque a velocizzare il processo. E qui dicevo che mi toglievo un pochettino di truppe. Prima però mi metto a posto il generale. Allora, vediamo un pochettino. Qui più uno. Allora, più uno. Comunque che tiene a bada la popolazione praticamente. Invece come abilità qui vado avanti, qui mi migliora il corpo a corpo delle unità. Qua invece mi migliora comunque il comando, quindi un pochettino più il ramo, diciamo, di influenza del generale, quindi penso che sia più importante da quel lato lì. Ok, qua mi è rimasto praticamente vicino clan amichevoli, quindi direi che non... direi che comunque non devo più fare nient'altro a livello di attacco da questa parte. Poi mi faccio il ninja, perché meno più agenti ho meglio è. Clan distrutto, guardiamo un pochettino le cose che sono successe. Agente reclutato. Dichiarazione di guerra tra questi due clan che non sono né alleati né niente, quindi non mi interessa nulla. Provincia catturata, ok. Clan incontrato, vabbè, andiamo a vedere qual è. Ah, quei quadratini qua, che hanno praticamente ucciso i Tosa lì. Comunque stanno prendendo il dominio dell'isola di Chasukabé. Intanto ci commercio, anche se sono proprio dalla parte dello shogunato. Ok, adesso vedete una bella sorpresa. Praticamente ci sarà un miglioramento di qualità a breve, ci sarà un miglioramento di qualità del video, perché praticamente ho finito la parte fatta in half size di Fraps e Tang, ed eccoci nella parte full size, guarda, è cambiato praticamente tutto. Qui vado avanti a fare questa ricerca e da adesso in poi la qualità della campagna sarà questa, spero vi piaccia. Passiamo. Scontento in crescita, dove? Dove è suo? Non mi ricordo. Ah, qua. Perché sono ancora... il discorso è che sono ancora un po' dalla parte dello shogunato, quindi... e quindi bisogna che ci metta delle truppette. Tanto reclutiamo, facciamo... questi fucilieri qui che sono quelli più forti... sì, questi qua, che sono quelli più forti che ho a disposizione per adesso, perché è inutile fare truppe di secondo ordine. Ok, qui portiamo via un pochettino di gente. Ne posso portare via 9, quindi direi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lanciere, 8 e 9, e lì ci lascio solo quella miseria. Ok, con ninja direi che posso andare. Veniamo a vedere qua giù, che adesso mi devo organizzare per andare a prendermi quella provincia lì, se non si muovono prima i miei alleati. Lo shinobi aumenta la capacità di movimento e il campo visivo delle nostre armate quando è va bene, sì. Praticamente la stessa capacità del ninja del vecchio shogun. Qui facciamo, allora sviluppiamo il mercato in questo ramo qua che mi dà più ricchezza, comunque mi dà la felicità, cioè praticamente mi dà più una felicità e meno 1 la felicità, derivante dalla modernizzazione, per cui si compensa, però mi aiuta comunque nello sviluppo, quindi nelle ricerche. Ok, direi che qui non possiamo fare più niente, vediamo un pochettino nelle mie relazioni diplomatiche, se no passiamo, dai.
Buono, direi che per questo capitolo è tutto, spero vi sia piaciuto anche il cambio di qualità, adesso da adesso in poi sarà sempre così. Nei commenti se c'è qualcosa che non vi è stato chiaro, comunque che non avete visto bene, fatemi delle domande nei commenti in modo tale che comunque vi posso rispondere. Vi ringrazio comunque per adesso per l'attenzione, votate e commentate e se vi è piaciuto un bel pollice in su, farebbe piacere, se no ditemi cosa non vi è piaciuto della campagna, che cercherò di migliorarlo nei prossimi capitoli. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti piadaroli!